Al via domani i festeggiamenti in ricordo del 25 aprile, festa della liberazione, giunto al suo 75esimo anniversario. Giornata che a causa delle restrizioni dovute al coronavirus vede le manifestazioni svolgersi in modo simbolico, senza folla di gente. Infatti nella nostra città il sindaco Firetto, con il responsabile agrigentino dell'associazione Partigiani Domenico Pistone, deporrà una corona di fiori presso il monumento ai caduti, così anche nei diversi paesi della nostra provincia. Tra le iniziative varie promosse dall'ANPI Sicilia, quella di Artisti Uniti per il 25 aprile, l'arte, la musica, la cultura renderanno omaggio alla resistenza al 25 aprile. Numerosi sono già gli artisti, gli intellettuali e gli uomini della cultura che hanno già aderito all'evento. Intanto sentiamo il presidente dell'ANPI provinciale di Agrigento, senatore Angelo Lauricella. Sì, la manifestazione sarà certamente importante perché è il 75esimo anno dalla liberazione. Naturalmente si svolge in modo atipico quest'anno, senza la partecipazione umana, ma che fosse un dovere farlo. Però ci sarà una manifestazione che si articolerà attraverso l'impegno di artisti in diverse forme, diciamo, e poi durante la giornata del 25 aprile attenderemo le bandiere dell'ANPI, le bandiere tricolore e canteremo Bella Ciao. Questo per ricordare e anche per far capire a quelli che hanno cercato di approfittare di questi problemi che abbiamo per cancellare il ricordo del 25 aprile che non c'è pane per loro, che noi lo festeggeremo perché è la festa della libertà, della riunificazione dell'Italia, è la festa della Costituzione, è la festa dei diritti. È la festa che consente anche il ricordo, che consente anche a loro di poter parlare a vanvera liberamente perché i partigiani hanno combattuto, mentre i fascisti impedivano ogni forma di partecipazione, ogni forma di manifestazione delle opinioni. Quest'anno sarà un 25 aprile che coinvolgerà una grande parte della nostra popolazione e lo farà attivamente ognuno da casa propria. La partecipazione quest'anno è di questo tipo. Io quest'anno parteciperò dal 25 aprile al Racalmuto, consegnando assieme al sindaco la corona al Movimento dei Caduti. Pistone lo farà ad Agrigento e così credo che tanti altri dirigenti lo faranno ognuno nel proprio comune. L'ANPI c'è e ci sarà ancora e naturalmente speriamo che questa battaglia col virus venga vinta e ritorneremo allora nelle piazze a parlare, a discutere con la gente. Questo è un segnale positivo. Noi pensiamo che ce la faremo a uscire dalle difficoltà e ce la faremo perché l'Italia alla fine vincerà questa battaglia.